Buonasera a tutti e benchi a tassa Gnovis. A Manchin ai clamade 30.000 tra operatori sanitari e scuole che a squagliano fa la vaccina tra primis e tercis dosis. Il vicepresidente Region Riccardi, cui vertice di Asugi, ha fatto il ponte de situazione sull'ennesime ondate dal Covid, sottolineante che in gracis de vaccine la pressione ospedaliera resta continuata anche secondo un numero di infezioni vore alte. Riccardi ha ribattuto la disbisogno di semplificare le procedure spesso spindi, cui che anche mo non l'ha fatta la profilassi in obbligo e alla sclariti in un anno ovin somministrate quasi 2 milioni di dosi e 300.000 dome a dicembre. Il vicepresidente ha domandato al governo un sclarimento anche sulla quarta dose, intanto che l'infetta al continua lassù e anche su questo il CTS è stato sollecitato a una riflessione su una pandemia che insomma è sempre più a un'endemia. A son 1994 in tanti news in fez, les ultimi 24 ore in Friuli Venezia Giulia, pet di 5.412 tampons molecolari e di 4.626 provis sveltis. Lis persone in terapia intensiva sono 34, di questi 31 non vaccinati, di là dal 90%. 323 invece i pazienti in cura in altri reparts. La fascia di età più colpita resta che tra 20 e 29 anni, vot i decessi di persone dietate dentro tra i 75 e i 90 votanti, quasi 20.500 persone in isolamento, 24 i casi tra i dipendenti delle aziende sanitarie, 16 tra gli operatori, 5 ospiti des chiasis di polse. Prima di scuole e dopo le feris di Nadal in diversi istituti di regione, primis classis in quarantena, 4 dome al Zanon di Udin, con un centenar di studenti in DAD. Al Pese, anche le gruppi di supplenci, per via dei professori non in regola, con le vaccine obbligatorie. E sono stati 50 i momenti di disturbo di gruppi Novax che di domenica e fin UE hanno creato l'ugni scodis di scomuz in tagliab vaccinai dalla fiera di Martigna e di Glemone. Persone che hanno tenuto impegnati banti miedis che sui che la procura di Udine valuterà i profili di responsabilità, in particolare sulle ipotesi di reato di interruzione di servizi pubblici. Sono stati concordati linee di intervento di adottare in tal caso che queste azioni di ostruzione dal servizi a continuino anche mo. E nuovi codis che stamattina ai entrare della fiera di Udine con macchine si infile de taronde dal park, dal Cormore. La meta era in pratica sempre le stesse, ossia il drive-in preparato dal Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del Friuli Centrale, dove che già dalla fine dell'anno passato ormai venne infatti più o meno 1.000 tampons al dì di un team di 6 infermieri e un coordinatore. Inevitabile in un di post-festivo come che il DUE tiata una lunga coda di macchine con una spiette di 60 minuti prima dal test. Un gruppo di una cinquantina di Novax si è presentato in tesserate di IR d'ogni de aree delimitate, dove che l'associazione Tradizioni Furlani Sapagna ha incendiato il Pignarù. L'autorizzate prefetture all'estate date regolarmente dei flamis, dove con la presenza dai referenzi dal Sodalizzi. Le aree sono state controllate in grazie delle polizie locali, dai carabinieri e dai volontari di protezione civile, che io ringrazio al sclarisce il sindaco Laura Sandruvi. Tutte le latte palmiore di avanti che il gruppo di persone che hanno palesato contro i vaccini, scontando i cartei, creando tensioni anche con gli sforzi dall'ordine. Un modo che condanni con forza al siere il sindaco.
A vegneran fatis prim possibile un attacco integrale, un accertamento autoptic completo sul corpo di femmina rinvenuto mercoledì dopo misdì al parco dall'ex ospedale psichiatrico di Trieste, dove che i studi si potranno confermare se il cadavere è di Liliana Resinovic, la femmina di 63 anni, sparire ai 14 dicembre adesso chiesa in tal borgo di San Juan in linea di aia, non ma si distante dal look de Tiatà. Questa mattina gli incarichi medici legali sono stati conferiti al dottor Fabio Cavalli e al dottor Fulvio Costantinides. Intanto che vanno in davanti le investigazioni dalla Procura, la Procura ha valutato l'interesse dismovuto in termini di informazione per vicende e ha ritenuto opportuno inviare in maniera periodica comunicati stampe sull'andamento delle investigazioni, assicurando così parità di trattamento tra i diversi mezzi di informazione, ma anche per fugare stanti relazioni fin come appariti sulla vicenda. Un uomo di 36 anni dal Friuli occidentale è stato ferito a Buinore dopo essersi si capotato con le sue macchine di lungo regionale 251 a San Quarin. Soccorso dell'equipe di un'ambulanza è stato trasportato in ospedale a Pordenone alle grave, ma non sarà in pericolo di vita sul puesto i carabinieri di Sacil e gli sguardi dal FUC. Il fantat pakistan che è stato morto dentro dal parco, dal centro commerciale, il Giulia di Trieste, è stato vittima di una voite pianificata da un gruppo di 3 persone che ben conoscevano i suoi movimenti. La notte fra il 5 e il 6 di gennaio, dopo essere stati interrogati, 2 fantas, cittadini kosovari di 21 anni e un cittadini italiani di 20 anni sono stati sottomettuti a fer per concorso in rapine. È stato un gran spettacolo a Varian di Basilian, dove che sul quelli San Leonardo e la in scena la prima giornata dai campionati italiani di ciclocross. Assegnati i titoli master tricolore per quel che riguarda gli uomini e le femmine e anche un titolo inedito che è il de staffette che l'ha veduta trionfare tra i giovani, la James Bike di Buie e tra gli agonisti la DP66. Allora sentiamo un primo bilancio de manifestazione dal tecnico del nazionale di ciclocross Daniele Pontoni in Tessò Varian. Daniele Pontoni, prima giornata di gara ski a Varian per il campionato italiano di ciclocross, c'è molte zelade c'è si spettino per l'Orcins Dish. Come prima giornata il lade ben, a dis 3 volte ben, quindi io a dis grazie a tutti che hanno preparato questo evento, al gruppo sportivo varianese di Varian e la DP66, a tutti i volontari, a ringrazio tutti gli enti, le istituzioni che ci hanno sostenuto, quindi la nostra regione, il comune di Basilian e tutti i sponsor. Speriamo che il team al tegno duro in modo idis, e spettacoli assicurati, 1000 atleti e quindi tante int come che si ha tutti a vonde disciplinati con la mascherina su a sin contents. E anche per lo sgnot alle dute si torna a iodi con Gnovis, l'unis sempre a snuvman col vinti e sozzere. Mandi, arrivi ora sì.